Siamo con mister Luca Guolo, è una delle sue assistenti. Buonasera. Seconda serata di cosa? Serata pre-Carbonara Day. È festeggiato il 6 aprile, Carbonara Day. Noi facciamo un pre-Carbonara Day che è il 5. È una ricetta tutta nostra, rivisitata, vediamo se sarà gradita. Ecco, chef per una notte, sappiamo che Luca ha 1000 attività. Posso far vedere le tue collaboratrici? Certo. Complimenti alle collaboratrici. Luca, quindi stasera che menù hai preparato qua a Porca Vacca, bellissimo ristorante a Taglio di Po sulla Romea? Abbiamo appunto la pasta e tortiglioni alla carbonara e poi abbiamo della mortadella al sapore dei pistacchi di Bronte, famosissimi in tutta Italia, dalla Sicilia, e piselli primavera. Guarda, addirittura si sente addirittura il profumo anche sulla telecamera. Benissimo. Quindi Luca, ci dobbiamo aspettare. Innanzitutto ricordiamo, tu sei un imprenditore che ha la passione della cucina e che ha inventato sti venerdì qua particolare Porca Vacca, che è un ristorante straordinario perché tutti lavorano, speriamo che i nostri commensali siano soddisfatti come l'altra volta, abbiamo tutto il ristorante pieno e pensiamo già alla prossima. Grande Luca, grande lo staff, adesso andiamo a salutare anche Katia e ciao a tutti.